Ecco la corsia numero 4, la corsia numero 4, attenzione, corsia numero 4! Vince Valentina! Ecco le corsie, attenzione, Alessia sulla corsia numero 2, ma niente, attenzione, ancora Alessia, ha avuto il tempo di sciogliere i caproni, Alessia Campagnaro, Alessia Campagnaro! Attenzione, velocissimi, la corsia numero 1 che tenta di strappare, ma in corsia 3 sta per essere raggiunto, ma ancora la corsia numero 1! Partiti, è buona! Forza il pubblico! Forza Michael! C'è Michael! Ma Sartori tiene duro in prima corsia! Vanegas in quarta corsia! Ed è Vanegas! Iafet! Del 2011 e saluteremo così le terze che andranno, prego, il prossimo anno alle superiori. È stato vinto dalla terza B! Un cordone di scarpe il più lungo possibile. Fermi tutti. Ci sarà una giuria che valuterà la lunghezza del cordone classe per classe, contando un massimo di 20 paia di scarpe, ok? Potete attaccarne anche più di 20 perché poi misuriamo il tratto più lungo partendo da una parte e dall'altra. Avremo una giuria che con il metro misurerà la lunghezza. Chi vince si porta a casa i buoni della MEC e va a mangiare gratuitamente. Allora avete 10 minuti di tempo. Usate la testa! Usate la testa. Avete 10 minuti di tempo da adesso. Vai con la musica. Attenzione, vi do i tempi. 3, 2, 1, via! Niente Cocolomino affiancato alla Running for Children. Marco, quante scarpe avremo da vendere dopo? Ci sono 2 capitani che seguiranno e basta. Gli altri staranno seduti finché faremo anche le premiazioni. 2 minuti. Di calcio è la terza D. Un applauso straordinario alla terza D con il capitano che ha un bernoccolo ed è niente poco di meno che la terza B.
di Marco, veramente siete stati grandi, grazie a voi noi riusciamo a fare queste cose, grazie veramente. Un grazie particolare a tutti ed è un orgoglio per noi essere insieme a voi. Ripeto, un orgoglio per noi essere insieme a voi. Grazie ancora, ciao. Io se fossi voi